ragazzi di politica o di giorni grigi, il potere ora è dei cittadini. Perdonatemi se non parlo del presentatore del disegno di legge, ma abbiamo, infatti Fabrizio abbiamo commissione, abbiamo disegno di legge segretario. Sarò brevissimo perché è giusto che il disegno di legge venga esposto dai primi firmatari, quindi l'onorevole Zaparra e l'onorevole Maggio. Io volevo chiaramente sollevare un plauso per questo progetto, perché sebbene una norma di principio, evidentemente non può essere questo un tema così delicato, una norma di principio che si va a riparare a un principio fondamentale della Costituzione, rappresenta un aspetto, secondo me, secondo noi, centrale. Due piccole considerazioni, una chiaramente legata all'attività che abbiamo portato avanti all'interno della Commissione per quanto riguarda l'impianto satellitare di Nisceni, e l'altra perché vedo riconosciuta particolare valenza anche all'associazione, cosa che da giurista ambientale ho sempre sostenuto. Cosa assolutamente importante. Sapete che nel codice dell'ambiente c'è proprio un espresso riconoscimento della valenza giuridica delle associazioni ambientali, le quali si possono costituire e quindi rappresentare porzioni della popolazione a difesa dell'ambiente. Il fatto che ciò possa avvenire in un settore così delicato come quello della pace è assolutamente importante. Per quanto riguarda l'attività che abbiamo realizzato limitatamente al MUOS, questo devo dire che è un esempio lampante di come si possa fare un'applicazione diretta di questo disegno di legge che mi auguro presto possa diventare, possa far parte dell'ordinamento giuridico regionale. Il problema fondamentale dell'impianto MUOS è la mancata partecipazione delle associazioni dei cittadini. Il problema sta tutto là, perché si può dissertare quanto si vuole sulla possibilità o no di realizzarlo, la possibilità politica che è di realizzarlo, sulla documentazione giuridica che è stata prodotta, ci sono protocolli internazionali, c'è un protocollo nazionale siglato 8 anni fa, ma quello che manca è la partecipazione dei cittadini. Io la prima volta ho fatto l'audizione insieme a Fabrizio, insieme ai membri della commissione, è intervenuto un professore di Nisceni che ci raccontava che è venuto a conoscenza dell'impianto semplicemente perché stava passeggiando nella Sudereta e ha visto questa struttura in costruzione. Lui l'ha scoperta così. Secondo noi questa è una cosa gravissima, ma non è gravissima soltanto a livello sociale, è gravissima anche a livello giuridico, perché tutte le norme in materia ambientale e anche in materia di salute impongono che vi sia la partecipazione dei cittadini nella costruzione di impianti di questo livello. Il fatto che manchi la voce dei cittadini, secondo noi, è una cosa assolutamente grave. Se voi immaginate se ci fosse stata la possibilità di poter rendere conto ai cittadini di quello che si stava facendo nel loro territorio, non saremmo arrivati a questo livello. Questo è successo semplicemente perché la Commissione Ambiente ha deciso di recepire questo messaggio, questa richiesta, e l'abbiamo ascoltato e abbiamo scoperto quello che stava succedendo. Ma in realtà i protocolli e tutte le attività che erano state poste in essere nei precedenti governi erano state fatte all'oscuro, magari pubblicate nelle gazzette ufficiali, ma chiaramente nessuno si fa leggere la gazzetta ufficiale. Tra l'altro la legge impone che i pianti di questa portata devono essere diffusi su quotidiani di importanza nazionale, cosa che probabilmente, se è stata fatta, è stata fatta in modo non perfettamente legittimo. Ora, l'esempio del MUOS chiaramente è ripetibile su diversi altri impianti, su diversi altri profili. E il fatto che oggi si parli di una legge di un disegno di legge che garantisca ai cittadini tramite l'associazione di poter avere contezza di quello che accade nel loro territorio, sotto il profilo chiaramente della non violenza, quindi della pace e della smilitarizzazione, è assolutamente importante, perché potrebbe essere in futuro il meccanismo, l'ingranaggio attraverso il quale evitare che un giorno la Commissione Ambiente di turno debba avviare una vera e propria battaglia a tutela della salute e